Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, percorrendo la strada provinciale 87 che attraversa alcune piccole realtà galluresi, sono diretto a Cala Girgolu. Dall'interno dell'omonimo villaggio intraprenderò un percorso di trekking costiero che mette in comunicazione una collana di calette paradisiache ricomprese tra le più famose località di Porto Taverna e Capo Codacavallo. Andiamo avventurieri, oggi si respira aria di mare! Qui siamo arrivati alla frazione di Bacciletti e adesso ci ricolleghiamo alla statale 125, la famosa orientale sarda. Ho effettuato queste stradine secondarie per evitare la superstrada e le zone più trafficate. Ecco qua, vedete, qui ci ricongiungiamo alla 125 e proseguiamo per Monte Petrosu, mentre sulla sinistra si va per Porto Taverna, ma la località che interessa a noi si trova a Monte Petrosu, frazione di San Teodoro. Eccoci arrivati a Monte Petrosu, voltiamo nuovamente per questa frazione e stavolta, anziché seguire le indicazioni per Punta Molara, seguiamo la cartellonistica per Cala Girgolu, perché il tratto di costa che interessa a noi è proprio Cala Girgolu, dove è presente un villaggio turistico e parte il sentiero che costeggia le nostre cale di interesse. Ecco, qui c'è la cartellonistica, vedete? L'altra volta abbiamo girato di là, stavolta proseguiamo per Cala Girgolu. Dovrebbe essere quasi totalmente asfaltata, per poi divenire serrata per un piccolo tratto. Ecco, vedete, qua si fa serrata. Guardate che meraviglia, Tavolara di spalle. Wow, me la ricordavo totalmente asfaltata, invece quasi completamente serrata, meglio così. Guardate, qui c'è lo stagno. Le strade serrate ti fanno percepire più il contatto con la natura. Questo è il villaggio di Cala Girgolu. Ora lasciamo la moto qua e proseguiamo a piedi. Bene, ora lasciamo qui Sherden ad abbronzarsi e noi proseguiamo per Cala Girgolu. Seguitemi. Stiamo per Cala Girgolu, vediamo un po'. Eccola qua. Questa è la spiaggia più ampia in questo sentiero fatto di cale. Guardate che meraviglia.
Guardate che incanto, potrei definirla come la gemma più preziosa di una rara collana di perle esposta in un museo della bellezza dove tutto intorno sa di meraviglia. Salutiamo Cala Girgolu e ritorniamo indietro perché dobbiamo percorrere il nostro sentiero costiero. Andiamo! Ci si addentra proprio all'interno del villaggio fino a raggiungere una deviazione sulla sinistra. Vediamo se la troviamo. Eccolo qua, questo dovrebbe essere il sentiero che conduce al nostro percorso di trekking costiero. Vediamo se è lui. Il sentiero è proprio questo. Iniziamo la nostra camminata in questo sentiero costiero da sogno che si addentra tra la macchia mediterranea e questo mare dalle trasparenze incredibili. Allora avventurieri, in realtà il sentiero d'ingresso era questo, con le tavole da surf, che conduce proprio alla spiaggia dei Tori. Guardate che carina. Io ho fatto un percorso più accidentato perché ho preso un sentiero antecedente, ma ve lo sconsiglio perché ci sono tratti più impegnativi. Vedete, qua c'è anche la castellonistica che ci dice che da questo lato si raggiunge la spiaggia delle Vacche. Quindi intraprendiamo il sentiero corretto e continuiamo questa passeggiata tra le meraviglie di San Teodoro. Guardate che splendore. Quello laggiù è Capofigari. Facciamo una passeggiata sugli scogli. Devo dire che qui il percorso è molto più semplice, ben pulito e segnalato. Quel tratto che ho fatto in precedenza era veramente pessimo. Ovviamente sono tutte cale e spiaggette che preferibilmente vengono raggiunte via mare, ma noi siamo avventurieri e ci piacciono le sfide. Questa è un'altra piccola caletta. In realtà sono due praticamente adiacenti. Qui c'è un'altra spiaggia, guardate che carina anche questa, con la sabbia che tende al dorato. Guardate qui il vento e l'erosione marina hanno dato alle rocce diverse forme, alcune bizzarre, altre antropomorfe. È un percorso veramente suggestivo, si alternano tratti costieri proprio in riva al mare ad altri all'interno della foresta. Ve lo consiglio caldamente, anche se un po' impervio. Guardate che trasparenza che hanno queste acque.
che suggestive queste rocce. Sembra che la natura mi abbia fatto il piedistallo anche per il casco. Guardate, questi sembrano quasi due sommergibili. Questa è la cala della Tartaruga, guardate che meravigliose acque, così chiamata per la presenza della iconica roccia della Tartaruga, eccola qua, che purtroppo nel corso degli anni 90 ha subito diversi atti vandalici, al punto di essere anche decapitata. Ma si sa, quando si visitano questi luoghi naturali bisogna mettere in conto che dove la natura impiega millenni per generare queste meraviglie, l'uomo con la sua stupidità in pochi scellerati minuti crea disastri. Guardate che suggestiva anche questa roccia, sembra quasi un piccolo orso. Ora proseguiamo verso la spiaggia delle Vacche, ancora pochi passi e siamo arrivati. Eccola qua, guardate che bellezza. Questa è la seconda più grandicella. Spiaggia così chiamata perché un tempo ci oziavano le vacche, belle spaparanzate su questa spiaggia. Bene avventurieri, dall'alto di questo promontorio con Tavolare e Capofighere alle mie spalle concludo questa nuova motoavventura in questo tratto di costa che sembra essere stato dipinto da un abile pittore con l'intento di stupire e far vibrare l'anima di ogni esploratore. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati lasciate un like, un vostro commento a riguardo, condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!